Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com, benvenuti Arco di Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare di scacchiere di plastica. Qualche tempo fa un bel po' di tempo fa mi ha contattato Claudio Selleri dalle Due Torri, probabilmente il negozio di scacchi più fornito in Italia, e mi ha detto: senti Cristian, ma riusciamo a trovare una soluzione per riuscire a creare il set di scacchi di massima qualità e che abbia un buon rapporto, ovviamente, qualità-prezzo. Così Claudio ha iniziato ad inviarmi scacchiere, pezzi, altri pezzi e sono andato a testarli tutti fin quando poi non siamo riusciti a trovare una quadra. Allora seguimi in questo viaggio perché ti farò vedere che cosa ho provato e alla fine la soluzione che abbiamo scelto e che offriremo ovviamente ai nostri amici di Mattoscacco. Allora, andiamo a vedere. Questa è la tastiera. Scusate, ma questa è deformazione professionale perché sono un pianista. Questa è la scacchiera. Come vedi, il tessuto è in mousepad. Cos'è il mousepad? È il tappetino dei mouse del computer. Perché questa? Perché ci sono tre tipologie di basi per le scacchiere in plastica. Ci sono quelle in cartoncino, che sono molto belle, ma spesso si piegano gli angoli. Quindi spiegandosi gli angoli, secondo me perde Oppure non appena le pieghi una volta, poi c'è il segno qui in mezzo, che è la cosa più brutta. Mi è capitato di giocare ai tornei dove c'era la righetta in mezzo, che la odiavo. Quindi, quelle in cartone, secondo me, bocciate. Un altro tipo di possibile, tra l'altro, guardate che carina questa borsina che contiene tutto, un altro tipo di base di scacchiera può essere quella in silicone, che è un'ottima soluzione, ma ha i suoi pregi, come tutte le cose, i suoi pregi e i suoi difetti. Allora, scacchiera in silicone, fa un casino allucinante, adesso la srotoliamo e voilà. Ok, anche questa è molto carina, ha però dei pro e dei contro. Ovviamente il pro, un po' come la scacchiera in mousepad, è che comunque la pieghi ritorna sempre nella sua posizione perfetta, quindi è ottima per chi viaggia, per chi sicuramente deve piegare le cose in una valigia, eccetera, eccetera. Ma ho notato che si ha la difficoltà nel pulirla, non so se si vede, sicuramente non si vedranno, ma a furia di utilizzarla sono arrivati pelletti, cose di polvere, eccetera, si fa molta fatica nel pulirla. E i pezzi non scorrono. Se io prendo un pezzo, provo a farlo scorrere, distruggo tutto. Quindi quando tu devi muovere poi un pezzo sulla scacchiera devi per forza prenderlo. Diciamo che non è una grande tragedia, però per lo scacchista trascinare il pezzo e vedi che c'è un certo attrito. Quindi sicuramente è ottima, ma ha questi due, secondo me, piccoli difetti che è difficile da pulire. Il pezzo non scorre e altra cosa che ho notato è che se non siete su una superficie perfettamente piana come un tavolo, e siccome è poco spessa, non so se siete su un marmo, su una roccia, se siete in spiaggia, si prende tutte le dune di quello che c'è della superficie sulla quale voi vi appoggiate, e questo potrebbe essere un difetto. Quindi Claudio mi ha detto: guarda, ti mando anche questa, fammi sapere cosa ne pensi. E ho pensato che forse era meglio il mousepad. Il mousepad perché? Questa poi la ripieghiamo e la rimettiamo bene a posto dopo. Il mousepad è innanzitutto più spesso, penso che si possa vedere. Quindi anche se lo appoggiate su una superficie non perfettamente piana, comunque riesce a stare piana. La puoi piegare e arrotolare comunque. Sotto, tra l'altro, questo sotto fa molto attrito, quindi una volta che voi la attaccate questa non si muove più ed è visivamente molto bella da vedere. Se mettiamo un pezzo, questo scorre, a differenza, certo non scorre perfettamente con una superficie in legno, ma scorre e non ci sono pieghe, non c'è nulla, si pulisce facilmente, quindi come scacchiera è stata promossa la scacchiera in mousepad. Questo tessuto, almeno per quanto mi riguarda, chiaramente è secondo me il migliore.
A questo punto c'è la scelta dei pezzi, ci sono vari tipi di pezzi, ci sono i pezzi in plastica, pezzi in silicone, anche lì i pezzi in silicone sono indistruttibili, se li prende un bambino e li lancia contro un muro non si fanno nulla, però ovviamente magari sono poco godibili al tatto e quindi tra le varie tipologie di pezzi, per esempio questi sono i pezzi classici di scacchi in plastica, ti faccio vedere, a qualcuno sicuramente potranno piacere, e andiamo ad esaminare la differenza fra questi pezzi e per esempio invece questi pezzi. Allora, puoi notare la differenza di colore, questi sono un po' più gialli, questi sono un po' più bianchi, ma c'è una differenza sostanziale che ha fatto la differenza, che ha fatto la scelta fra una tipologia di set e l'altro. Prendiamo solo le regine, via tutto, prendiamo le regine. Allora, questo qui del modello giallo, te la faccio vedere, spero che si possa vedere. Questa è una regina, ok, va bene, si muove sulla scacchiera tranquillamente. Questa è la regina bianca, anche questa, insomma, sono molto simili, ma c'è una grande differenza. La piombatura, se sei uno scacchista esperto sicuramente sai di che tipo di caratteristica sto parlando. La piombatura è il peso che hanno sulla base i pezzi. Soprattutto quando si gioca le partite blitz velocemente, vedi, se lancio un pezzo, questo poi magari, devo cliccare subito l'orologio, questi cadono ed è un casino, perché poi tu devi riprendere il tuo pezzo, perdi tempo nel che c'è l'orologio e poi cascano i pezzi del tuo avversario. Questo è un problema. Guardate, ti faccio vedere la differenza di pesatura fra questo e questo. Guarda, metto una donna in bilico, ok, finché qui ritorna a casa. Chiaramente ha una base molto grande, quindi il pezzo ritorna a casa. Ma se io sbilancio la donna, così è molto sbilanciata, cade. Ti faccio rivedere, la sbilancio in punto di non ritorno, se la lascio andare, cade. Prendiamo adesso la regina bianca e ha una piombatura sulla base molto più forte. Per esempio, proviamo a metterla in un punto di non ritorno. Ok, questo è sicuramente un punto di non ritorno. Ritorna. Punto di non ritorno. Ritorna. Quindi è molto più... Se io la lancio, vedi che in qualche modo... Regina qui! Vabbè. Ok, così troppo. Però tende a stare un po' di più rispetto all'altra. Ok, guarda la differenza. Ok, quindi questa cosa secondo me fa tanto la differenza a livello del gioco e ora purtroppo da qui non riesci a capirlo, ma a livello di tatto questa è molto più bella da prendere, a parte che quando la prendi in mano senti un peso diverso rispetto a questa che è molto più leggera e ti dà una sicurezza migliore di quando la vai a spostare sulla scacchiera. Andiamo poi a considerare un altro aspetto secondo me molto importante che è l'aspetto della cattura. Supponiamo di avere un po' di pezzi e a un certo punto dobbiamo catturare. Tra l'altro in questo set i pezzi bianchi sono bianchi e i pezzi neri sono neri. Questo proprio in stile quasi chess.com, scacchiera bianca e verde, molto molto carina secondo me. Cattura, vediamo come funziona la cattura, se è ingombrante, se è difficile. No, abbiamo visto che la cattura è, nonostante questi pezzi sono più pesanti perché sono piombati, la cattura è molto semplice e naturale. Ok, ora ti ho fatto vedere tutto l'equilibrio di questi pezzi, la scacchiera, la piombatura, la cattura, vediamoli una volta sulla scacchiera. Allora, adesso posizioniamo, stavo mettendo la torre a posto della regina, non male come inizio. Tra l'altro, ovviamente all'interno di questo set, questa è una grande cosa, ci sono 2 regine, chiaramente per quando si va a promozione. Questa è una finezza che hanno solo i veri giocatori di scacchi, perché se comprate una scacchiera come si chiama quello lì che fa tutti i prodotti per bambini, dal Toys, trovate sicuramente
scacchiere con una sola regina, e questo potrebbe essere, diciamo, un problema. Alfiere di qua e re di qui. Questo è il nostro schieramento dei bianchi. Adesso andiamo a mettere i neri. Unico neo, perché poi bisogna essere, diciamo, oggettivi al 100%, unico neo di questo set, che ripeto lo preferisco 10-1 rispetto agli altri, è che i pezzi neri, forse, essendo neri, si vedono poco, perché sono proprio neri, 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 neri. Vedi, questi erano marroncini e questi sono neri, neri. Quindi se magari giocate in mancanza di luce può crearvi problemi. Però diciamo che questo set, a mio avviso, è veramente ottimo. E dal punto di vista di prezzo, secondo me, e non secondo me, proprio puoi fare una ricerca dal punto di vista oggettivo online, tanto oggi online si può trovare di tutto, ad un prezzo così conveniente non si trova niente. Tieni conto che all'interno del prezzo c'è la scacchiera e il mousepad, questo set di pezzi bianco e nero, e c'è anche la borsina che ti ho fatto vedere prima. Quindi è tutto dentro la borsina, quindi se devi partire per 2 giorni, una vacanzina, avvolgi la scacchiera dentro alla borsina, metti i pezzi dentro la borsina e hai praticamente la tua scacchiera portabile senza nessun problema, e quindi puoi divertirti a giocare contro i tuoi amici, oppure quello che faccio io quando vado in vacanza: metto sui vari siti online chess.com, lichess, sfido i vari avversari e poi riporto le mosse dallo smartphone alla scacchiera, così non impazzisco su un piccolo schermino, ma se non altro vado a riportare i pezzi sulla scacchiera. Quindi quando muove il mio avversario io muovo poi anche per lui, no? Ok, questo era tutto per oggi. In descrizione e come primo commento trovi il link per visitare questa scacchiera e valutarne l'acquisto. Spero veramente di aver fatto i vari accoppiamenti migliori, perché ci sono stato su parecchio. Ho passato tutte l'estate con questi pezzi, li ho valutati, li ho provati, ho provato diverse scacchiere, ma questo alla fine risulta, a mio avviso, il set migliore. Spero di averti dato una mano. Presto arriveremo anche con le recensioni delle scacchiere in legno. A presto! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!